Innanzitutto un grazie a tutti voi, un grazie ai tecnici, un grazie al capitano Carraro, il comandante della Polizia Stradale, al rappresentante del primo FOT, il rappresentante dell'ANAS, i Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia di Belluno Giampaolo Bottacin, il Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro, il Sindaco di Fara dal Pago. Come ben sapete il fenomeno non riguarda solo il Fadalto e quindi la città di Vittorio Veneto, ma riguarda di fatto tutto il comprensorio che parte e comprende anche dal Pago. Come ben sapete è stato costituito un centro operativo comunale che vede coinvolta il Comune di Vittorio Veneto e il Comune di Fara dal Pago, e quindi anche perché una volta analizzati i dati, i tecnici spiegheranno cosa effettivamente succede e sta per succedere. Io passerei la parola al sindaco di Fara dal Pago, Floriano Depra, per un saluto. Buonasera a tutti, un saluto da parte mia, della mia amministrazione. Come avete sentito dal sindaco di Vittorio Veneto, il COC è un COC intercomunale, quindi la disponibilità anche da parte di tutti quanti i tecnici sia del Comune di Vittorio Veneto e anche da parte dei Comuni di Fara dal Pago. Con Veneto Agricoltura abbiamo istituito anche un ottimo rapporto e siamo riusciti a percepire che c'è la volontà che in caso di necessità tutta la parte alta delle creste delle crode, un pezzo di quello che sarà la parte boschiva verrà tagliato anche per mettere in sicurezza quella parte là. Io non vorrei andare oltre anche perché i tecnici avranno modo di ulteriori spiegazioni e lascio la parola e buona serata. Grazie Sindaco. Passiamo la parola per un saluto al Presidente della Provincia di Belluno Giampaolo Bottacin. Grazie, buonasera a tutti. Intanto devo dire che sono coinvolto dalla questione non solo come amministratore ma anche come cittadino, visto che abito in Alpago e quindi la questione mi interessa anche come cittadino. Noi come amministrazione provinciale abbiamo, dopo le prime segnalazioni, iniziato a collaborare con la Prefettura di Belluno e con il Comune di Fara del Pago abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo fare per quanto riguarda i monitoraggi, quindi gli uffici di protezione civile. Oggi è qui con me il tecnico, l'ingegnere D'Inca dell'ufficio protezione civile della provincia di Belluno, ma anche la difesa del suolo e la geologia. Quindi sono stati fatti tutta una serie di sopralluoghi e poi dopo magari i tecnici esporranno quello che ne è uscito. Ovviamente come amministrazione provinciale di Belluno siamo in continuo contatto con l'amministrazione provinciale di Treviso anche per confrontare eventuali scenari che potrebbero accadere, quindi mettendo in coordinamento i piani di protezione civile per avere un coordinamento migliore. Grazie. Grazie Giampaolo Bottacin. La parola al Presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Grazie Sindaco, buonasera. Poche parole perché credo che ormai è già stato comunicato ampiamente da parte delle amministrazioni. L'impegno nostro è massimo in questo fenomeno, è un impegno che sicuramente ci vede a lavorare contro un problema al quale non abbiamo delle certezze e delle conoscenze scientifiche perlomeno. Sono tutte ipotesi, sono tutte delle previsioni che vengono fatte in base alla capacità delle conoscenze e di come si sta muovendo ed effettuarsi questi fenomeni. Dall'altra parte il grosso problema, credo che per quanto riguarda la popolazione, è sicuramente quel problema ancestrale che esiste in tutte le persone quando ci sono dei fenomeni in cui non sai darti una spiegazione certa. Su questo credo che dobbiamo avere la massima serenità e tranquillità che le istituzioni e con tutte le dotazioni scientifiche che ci sono allo stato attuale in questo nostro pianeta vengono utilizzate per poter capire questo fenomeno. Abbiamo i maggiori esperti, credo, a livello nazionale della protezione civile, dove abbiamo attuato tutte quelle procedure per intervenire e per essere pronti all'occorrenza, che ci auguriamo non ci sia mai, però abbiamo movimentato, abbiamo messo un po' in piedi e coinvolto tutti quei soggetti che hanno quelle conoscenze che l'uomo può avere per questi fenomeni. Per cui come istituzioni, come provincia di Treviso abbiamo questa rete territoriale con la provincia di Belluno, con i comuni coinvolti, l'attenzione è massima, è un'attenzione poi anche che viene anche suffragata da considerazioni proprio scientifiche di coinvolgimento anche degli esperti geologici e quant'altro,
noi stiamo facendo il possibile, anche di più di quello che è possibile, ci stiamo impegnando per fare tutto questo. L'attenzione però è che questo coinvolgimento, l'informazione è una cosa dovuta e sicuramente fa bene il sindaco D'Arè a organizzare questi eventi. Credo che più delle nostre parole come organizzazione che abbiamo messo in piedi questi incontri dobbiamo ascoltare i tecnici, sicuramente avere la conoscenza e avere la certezza che tutto quello che possiamo mettere in piedi, adoperarsi per far conoscere e per controllare questo fenomeno, sicuramente lo stiamo facendo. Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie Leonardo Muraro. Prima di passare la parola al responsabile della protezione civile, ingegner Tonellato, permettetemi di ringraziare il prefetto di Treviso, la prefettura di Treviso, la prefettura di Belluno per la tempestività con cui ci ha dato una mano e l'operatività. Quindi un grazie sentito e sincero da parte mia, ma rivolta è un augurio anche un grazie di tutta la popolazione di Vittorio Veneto. La parola all'ingegner Tonellato. Sì, buonasera a tutti. Sono Tonellato Roberto, il dirigente regionale della Protezione Civile del Veneto. La regione che in questo momento io qui in qualche forma rappresento, non appena ci sono state queste segnalazioni di emissioni sonore e di vibrazioni del terreno, si è messa in moto per iniziare, diciamo, il percorso che la protezione civile richiede. La protezione civile si compone di una serie di attività. Ci sono delle fasi di previsione nella protezione civile, delle fasi di prevenzione e qualora ci fossero dei problemi reali c'è una fase di gestione di un'eventuale emergenza. Noi finora abbiamo attivato tutto ciò che potevamo attivare in termini di previsione e con l'istituzione del COC intercomunale anche di prevenzione. Da subito abbiamo coinvolto degli organismi che sono convenzionati con la Regione del Veneto e che per essa operano. Sono organismi di carattere scientifico e abbiamo anche iniziato ad ricevere indicazioni di varia natura sulla tipologia di questi fenomeni. In particolare abbiamo coinvolto il CNR e l'OGS e diciamo, ci siamo serviti di una serie di altri elementi. Abbiamo anche fatto un'ispezione tramite elicottero per vedere se dall'alto c'erano delle condizioni di particolare, diciamo, consistenza. L'esito fatto dai tecnici che hanno fatto il sorvolo di dettaglio in quel frangente, quando ci siamo, diciamo, mossi a livello aereo, non ha dato particolari significati, però l'azione di ricerca e di monitoraggio continua. Allora, ritengo che la cosa migliore in queste fasi sia seguire il percorso maestro, che è quello di esporre ciò che finora la Regione del Veneto, unitamente a queste strutture e unitamente anche a quello che abbiamo recepito da tutto ciò che gli altri enti hanno messo in atto, cioè la provincia con i suoi tecnici e il comune con i suoi tecnici, e poi i collegamenti che abbiamo avuto con tutto quello che è il sistema di protezione civile, colloqui vari con prefettura, vigili del fuoco, eccetera, eccetera. Tutti anche questi osservatori complessivi del fenomeno. A questo punto direi che per seguire una scaletta, diciamo, calibrata di quello che può essere un'esposizione seria, attendibile e concreta, va affrontata, diciamo, consentendo a chi ha affrontato temi simili a questo o comunque in questo contesto, che è la direzione geologia della regione, di esporre, se il nostro, diciamo, collega, il mio collega geologo, dottor Alberto Baglioni, è pronto, una panoramica generale del problema, affinché l'informazione, che è quella che noi in questo momento stiamo fornendo, per poi studiando e allertando il sistema di analisi dei dati, che è la cosa fondamentale da fare, perché raccogliendo dati possiamo capire quello che avviene, possa in qualche forma
far capire come ci dobbiamo comportare da stasera, da domani e quant'altro. Quindi, avendo attivato il COC intercomunale, adesso abbiamo un centro dove tutte le segnalazioni relative al fenomeno possono essere raccolte e possono successivamente essere elaborate. Alberto Maglioni, ti darei la parola per la tua esposizione dei fatti. Grazie. Sì, ma non... Vabbè, faccio Allora, buonasera, sono Alberto Baglioni del Servizio Geologico della Regione Veneto. Intanto un saluto a tutti. Mi incarico di iniziare questo discorso che poi proseguirà con il dottor Bragato dell'OGS, che vi fornirà, diciamo, il quadro più avanzato delle iniziative. Prima di tutto dobbiamo fare un discorso di introduzione alla problematica che stiamo affrontando, che come avrete tutti notato è estremamente, dà modo a ciascuno di fare ipotesi, di fare previsioni più o meno pessimistiche, allarmistiche, eccetera. Compito nostro come ente naturalmente è quello di seguire un percorso logico, un percorso che sia il più possibile sicuro nella ricerca, una ricerca che non è semplice, che richiede tempo e che comunque con ogni probabilità porterà poi a individuare esattamente con che cosa ci stiamo misurando. Alcune indicazioni molto importanti sono già comunque emerse. Passo un attimo, se magari lo fai tu. Ecco, bisogna andare con la freccia sotto perché la presentazione non si vede. Allora, l'area nella quale ci troviamo ad operare è quella del Fadalto. Queste sono foto aeree che passeremo molto velocemente, la conoscete tutti, se venite da quella zona non c'è bisogno di illustrarla, andiamo pure avanti. Queste sono varie immagini dall'alto e questo è il primo dato, quello che naturalmente dobbiamo tenere presente molto. Lo dobbiamo tenere presente in ogni caso, nel senso che questo è un dato di fondo, questa è la classificazione sismica, siamo in zona sismica classificata seconda di categoria 2 e questo è un dato, è bene precisare, è indipendente da quello di cui stiamo parlando questa sera. Cioè era così prima, sarà così dopo, è una realtà con la quale bisogna misurarsi, soprattutto ed esclusivamente, vorrei dire, in termini, non esclusivamente, ma soprattutto in termini di adeguatezza del costruire. Queste sono le mappe dei terremoti, sono tutte dati storici. Vedete, i terremoti si allineano lungo le linee pedemontane, è normale che queste aree abbiano una loro sismicità. Queste sono le linee di discontinuità riconosciute come potenzialmente sismogenetiche. Interessano molte zone del Veneto, si concentrano ovviamente nei margini delle zone alpine. Queste sono le linee, diciamo, di pari effetto dei terremoti storici, di un terremoto storico in particolare, quello del 1873. Questi sono i dati di partenza per considerare la sismicità del territorio. C'entrano con la situazione che stiamo esaminando adesso? Non c'entrano, su questo adesso approfondiremo. Queste sono le documentazioni geologiche di base, andiamo pure avanti. Questa è la carta geologica di cui disponiamo ed è importante perché c'è un profilo che illustra bene la complicata situazione geologica che ci troviamo ad affrontare. Il profilo è una sezione, ecco, vedete che anche in superficie abbiamo una situazione di elevata caoticità che rende bene la situazione di margine.
Ripeto, questa situazione geologica complicata, peraltro comune a moltissime altre zone e anche di severità inferiore ad altre zone, c'entra con i terremoti, cioè c'entra con i fenomeni che stiamo esaminando. Questo è quello che bisogna valutare. Non possiamo partire da preconcetti o da idee che vengono in testa, dobbiamo seguire come ente un percorso preciso di ricerca. La prima cosa, sono fenomeni isolati? Allora, andando a ricercare in Italia, vi sono stati, e questo anche all'estero, molti episodi simili a quelli che si stanno verificando in Alpago. Un caso tipico, un caso diciamo comunque molto simile, è quello che si è verificato a Rovetta in Valseriana. Questo era un articolo del giornale del 2002, ma ancora nel 2009 poi si è avuta la medesima, e segniamo la slide successiva, la medesima fenomenologia. Boati, piccole vibrazioni del terreno e una sorta di mistero rispetto alla loro origine. Fenomenologie simili sono sicuramente legate al carsismo. L'esempio è quello, l'avrete visto tutti, è quello che è successo recentemente nella zona di Malcesine, a Cassone, dove a seguito dell'alluvione del 31 ottobre e 1 novembre c'è stato un ingrossamento della sorgente del fiume Aril e il sistema carsico è andato sostanzialmente in crisi, quindi per una ventina di giorni si è avuto una portata eccezionale con formazione di bolle d'aria dentro i condotti, di colpi d'ariete, e il paese è stato tenuto, insomma la frazione è stata tenuta sotto pressione da tutta una serie di boati e vibrazioni. I boati e le vibrazioni in campo carsico, cioè dove ci sono sistemi carsici, sono un fenomeno accertato. Qui come anche in tutte le altre zone come l'Istria e la Dalmazia, dove il carsismo è molto sviluppato. Altre fenomenologie che hanno dato origine a boati sono state riscontrate anche recentemente in Veneto. Domegge, stavano facendo un consiglio comunale, improvvisamente grande boato e piccola scossa sismica, ma poi più niente. Nella zona di Domegge è presente una formazione gessosa e c'è molto sviluppato un reticolo carsico impressionante che per esempio nel 2000 determinò l'improvviso ingrottamento di un corso d'acqua che poi è uscito oltre 1 chilometro di distanza, e questa deviazione di percorso, con un torrente si è asciugato, si è formata una dolina, è entrato dentro il torrente, è uscito al lago Cadore dopo oltre 1 chilometro e questo è durato qualche mese e poi si è richiuso il tutto. Fenomeni quindi legati qui si presume a crolli di volte di cavità carsiche o crolli di strati di conglomerato sopra le cavità carsiche, si sono verificati qui. Si sono verificati anche a Perarolo di Cadore, dove ugualmente il sottosuolo è interessato da gessi, altri gessi peraltro, ma diciamo nella serie geologica ci sono in vari periodi, ci sono queste formazioni particolarmente solubili, e anche qui colpi e la sensazione della vibrazione sotto i piedi, quindi intensità piccole estremamente localizzate. Andiamo avanti. Un altro dei fenomeni, comunque, quindi questo qua è solamente per introdurre i discorsi, un altro dei fenomeni che può dare piccole scosse sismiche e piccole, attendiamo, un termine tecnico, anche questo per evitare confusioni, il termine microsisma viene usato per tutte le vibrazioni del terreno, cioè un camion che passa determina un microsisma. Quindi quando i tecnici usano il termine microsisma non si riferiscono necessariamente a quello che è legato al sisma inteso come terremoto, cioè distinguiamo bene queste cose. Ci sono fenomeni localizzati che provocano vibrazioni del terreno,
Ci sono fenomeni che riguardano grandi strutture geologiche sepolte che si mettono in movimento, che hanno movimenti di frizione e queste a loro volta provocano vibrazioni del terreno. Sì, il termine sisma comprende ambedue queste cose, il microsisma, tanto per dire. Quindi se uno usa il termine microsisma o come è comparso sui giornali l'OGS riconosce che si tratta di microsismi, va bene, sono vibrazioni del terreno. Non c'è relazione tra questo termine che viene utilizzato e l'origine del terreno. Quindi io userò il termine microsisma, ma adesso mi riferisco per esempio che un'altra origine possibile di microsismi sono gli spostamenti di grosse masse rocciose, vuol dire sostanzialmente di grosse frane. È noto, tutti voi saprete che molti fenomeni sono stati preceduti da situazioni di emissioni acustiche e di vibrazioni del terreno. Quindi la prima cosa che si è fatta, cioè non la prima, ma comunque una delle cose più urgenti che si è fatta è stata quella di un sopralluogo, anzi di vari sopralluoghi, per identificare se in superficie vi fossero evidenze di possibili grandi movimenti che per esempio sono le deformazioni gravitative. Per effetto dell'ultima alluvione a Recoaro si è messo in moto un movimento franoso che, vuoto per pieno, è stato stimato attorno ai 10 milioni di metri cubi e si sono mossi tutti e si sono continuati a muovere fino a pochi giorni fa. Chiaramente quando si mettono in moto queste masse si possono verificare situazioni di microsismi, però vi sono anche evidenze sul terreno, si formano fratture, si formano discontinuità sul terreno che possono essere ricercate e trovate. Allora si è fatta una ricerca attraverso appunto sopralluoghi con l'ausilio dell'elicottero e successivamente comune, provincia e altri tecnici che adesso mi sfuggono hanno fatto dei sopralluoghi mirati anche con l'ausilio di calate alpinistiche su tutto quello che era il margine sostanzialmente dell'altopiano del Cansiglio, che è stato il primo come individuato come possibile zona nella quale si formavano questi fenomeni. I sopralluoghi hanno dato esito negativo, possiamo andare rapidamente, il margine ha mostrato le instabilità che aveva in precedenza, già note, le varie fratture non sono stati riscontrati in nessun caso fenomeni particolari. L'indagine è stata estesa naturalmente anche al versante opposto, non riscontrando neanche in questo caso fenomeni particolari. Questo vuol dire che non ci sono? No, vuol dire che devono essere ancora ricercati. Queste sono situazioni di instabilità che sono riconosciute e codificate attraverso il piano d'assetto idrogeologico e queste erano un pochettino le varie situazioni che sono state esaminate. Queste le possiamo scorrere rapidamente. Adesso, prima di lasciare la parola all'OGS, però io già voglio sottolineare quello che è i primi risultati significativi che sono stati delle indagini. Allora, la prima cosa è stata quella che i boati in realtà sono associati con le vibrazioni del terreno, nel senso che sono manifestazioni acustiche legate all'arrivo delle onde di compressione in superficie. Questo fenomeno è noto per chi ha partecipato, e magari ci sono tanti di voi, ai sopralluoghi post-sisma all'Aquila, sa che ogni terremoto percepito nelle zone di rilievo, magari sotto gli epicentri, assieme alla vibrazione porta dopo anche una sorta di brontolio. Ugualmente qualsiasi vibrazione del terreno appunto percepita nei pressi di dove si genera, quindi genera i boati. Questa è stata la prima osservazione, quindi le misure strumentali fatte tramite sismografi che registrano le vibrazioni del terreno
registrano tutto quello che avviene. Infatti sono stati registrati molti più fenomeni dei boati che venivano con estrema cura segnati dagli abitanti e descritti dagli abitanti, perché il fenomeno principale è la vibrazione del terreno, che può essere piccola, media o anche piccolissima e impercettibile dal punto di vista appunto dell'esperienza nostra come persone. La seconda cosa importante, e direi quella più importantissima, è che si tratta di fenomeni localizzati, localizzati a bassa profondità, a bassissima profondità. Sulla localizzazione, sulle nuove indicazioni riguardo alla localizzazione parlerà appunto successivamente il collega dell'OGS, però possiamo fare subito un'altra considerazione. Si tratta di fenomeni che si localizzano in una fascia molto stretta e questi fenomeni, essendo superficiali e localizzati in una fascia molto stretta ed avendo anche determinate caratteristiche impulsive, si differenziano enormemente da quelle che sono i microsismi che sono legati alle grandi strutture e che possono in certi casi tormentare le comunità per lungo tempo con quelle che sono chiamate le crisi sismiche. Allora, le crisi sismiche, ne cito alcune, è stata la crisi sismica di Ancona, ma c'è stata curiosamente, possiamo dire anche la crisi sismica di San Stino di Livenza, oppure crisi sismiche che sono state a Ferrara. Ovunque ci sono strutture che possono dare origine a frizioni in profondità delle masse rocciose, si possono avere lunghi periodi in cui c'è tutta una serie di vibrazioni del terreno, di microsismi che tormentano. Naturalmente questi microsismi però, essendo legati a grandi strutture, si distribuiscono necessariamente nella loro zona di origine. Ecco, questo nella nostra situazione non appare avvenire. Noi abbiamo a che fare con un fenomeno localizzato e superficiale e che origina da determinate zone che sono sempre quelle. Quindi questo già ci sposta molto rispetto a questa ipotesi che questo possa essere uno sciame sismico legato a frizioni di grandi strutture. L'altra cosa da dire, purtroppo devo dire nel sentire comune, dopo le esperienze passate del passato terremoto che ha colpito l'Aquila, sembra quasi di percepire che tutti i terremoti debbano essere preceduti da sciami sismici o che ad ogni sciame sismico poi possa corrispondere o meno il terremoto. Non è niente di più falso di un'affermazione del genere. Questo lo dobbiamo tenere ben presente. Sciame sismico può o non può, o dipende dalle strutture, eventualmente prevedere. Nel nostro caso, quindi, abbiamo ottimi elementi per dire che non siamo in presenza di uno sciame sismico collegato a movimenti di strutture profonde. Abbiamo ottimi elementi per dire che siamo invece in presenza di un fenomeno localizzato sul quale dobbiamo ancora indagare molto e che comunque riguarda strati del tutto superficiali. La guardia naturalmente deve restare alta, ma vorrei dire in un certo senso deve restare alta perché doveva restare alta già prima, nel senso che la situazione è quella di partenza, siamo in quelle situazioni di zona sismica e queste zone sismiche sono una realtà con la quale bisogna misurarsi nel continuo. Ecco, io adesso lascerei la parola al dottor Bragato dell'OGS che ci farà il punto sulle nuove indagini, solamente per dire che la rete sismica è stata ampliata recentemente e chi l'ha sentito non mi ringrazierà per questa affermazione, però dirò fortunatamente
Martedì c'è stato un episodio che è stato possibile registrare e quell'episodio naturalmente sì, è stato un fastidio, però anche quello che ha consentito ci voleva, ecco, perché sennò rischiavamo di mettere su la rete sismica e di registrare solamente piccole scosse che davano solamente una serie di dubbi. Invece questo ha consentito di approfondire molto la localizzazione. Buonasera, io sono Bragato del Centro Sismologico di Udine. Il Centro Sismologico di Udine è un dipartimento dell'OGS di Trieste. Dunque, ho un breve intervento dove vi faccio vedere un po' le attività che abbiamo avviato a seguito delle segnalazioni che ci sono arrivate dalla zona del Fadalto e vi faccio vedere alcuni risultati che sono, diciamo, preliminari, che però via via si stanno raffinando e stiamo convergendo verso una quantificazione sempre più esatta del fenomeno, di dove sta per avvenire e con che modalità si sta evolvendo. Questi elementi che vengono dalle misure sismometriche, quindi misuriamo l'entità di questi microsismi, che poi vedremo come sono fatti a livello di sismogramma, forniscono elementi che possono contribuire all'interpretazione e a spiegarli. Ovviamente non possono da soli dare tutto, però possono dare già delle indicazioni molto, molto importanti. Allora, l'attività è cominciata il 26 gennaio, quindi una quindicina di giorni fa, non molto tempo, però abbiamo già una serie di elementi molto utili. Ci siamo mossi intanto, la prima cosa, misurare il fenomeno, quindi acquisizione dati e con l'installazione di una microrete. Vedremo che la microrete, siamo partiti da una situazione di ignoranza completa del fenomeno, quindi non sapevamo bene dove andare a parare, però un po' alla volta abbiamo individuato l'area di interesse e abbiamo cercato di concentrarci con le misure. Poi c'è una parte di preinterpretazione, di prima analisi, che andare a cercare come sono fatti questi segnali, queste vibrazioni, misurarle in termini di ampiezze e magari confrontarle con l'esperienza che abbiamo dei terremoti tettonici, terremoti che costituiscono la sismicità di fondo della zona. Quindi il riconoscimento di questi eventi per arrivare a un conteggio, quindi quantificare cosa sta succedendo, quanti ne abbiamo, di più, di meno, più veloce, più rapido. Poi un primo passo di interpretazione, che è la localizzazione, individuare con sempre maggior precisione l'area, e poi un supporto che possiamo dare, diciamo, dal punto di vista tecnico, è quello di dare il più rapidamente possibile e possibilmente in tempo reale aggiornamenti sullo stato dell'evoluzione di questo fenomeno. Allora, andiamo pure avanti. Questa qua è l'evoluzione della rete. Vedete, il 26 gennaio ci siamo mossi, non sapevamo dove andare, dove siamo andati nel posto delle segnalazioni. Allora, nel posto delle segnalazioni, quindi il primo sismometro, poi in 2 giorni abbiamo allargato la rete. Prima siamo arrivati a quell'ellissoide blu, quell'ellisse blu, e poi l'abbiamo allargata ulteriormente il 4 febbraio. Quindi il 4 febbraio abbiamo messo giù la rete completa. L'attività appunto di posizionamento della stazione è stata abbastanza rapida. Diverso l'acquisizione dati e l'interpretazione dei dati. Le stazioni che abbiamo messo sono in acquisizione locale, quindi ogni 2 o 3 giorni andiamo a recuperare i dati, quindi c'è un ritardo poi in tutta l'elaborazione e nella fase di interpretazione. Quindi 7 stazioni che si vanno a inserire, andiamo pure avanti. Sì. Ce la fa. In un contesto più ampio. Allora, come OGS gestiamo la rete sismometrica del Veneto per conto della Regione. Ci sono una serie di stazioni fisse che, data la scarsa entità e la piccola ampiezza di questi segnali sismici, avevamo una rete attorno, però le stazioni che avevamo fisse non potevano darci nessun tipo di informazioni, quindi era obbligatorio mettere giù una rete mobile e quindi andare a fare misure di dettaglio. Quindi in assoluto questi piccoli terremoti che stiamo andando a misurare erano al di sotto della sensibilità della nostra rete, quindi erano fenomeni molto più piccoli di quelli che noi abitualmente, con i quali abbiamo a che fare, che abitualmente trattiamo. Ecco, forse... Quindi
andiamo a vedere se questo boato corrisponde a qualcosa dal punto di vista di vibrazione del terreno. La risposta è stata sì, abbiamo confrontato le ore di segnalazione dei botti con le nostre registrazioni e abbiamo visto che cosa? Che sono in effetti, hanno l'aspetto, il sismogramma, è quei disegni che vedete sopra, qui misuriamo tre componenti del movimento, misuriamo in alto il movimento verticale e in basso i due movimenti orizzontali nelle due direzioni, nord, sud, est, ovest. Cosa vediamo? È l'aspetto tipico, quello lì è l'aspetto tipico del sismogramma di un piccolo terremoto, a tutti gli effetti assomiglia. Lì dentro ci sono dei dati molto importanti ai fini poi dell'analisi. E cosa ci sono? Vedete, ci sono delle diverse onde che arrivano. Noi sappiamo che il tempo esatto di arrivo e da quello possiamo stabilire in qualche modo da dove poi sta arrivando, è arrivata la scossa e possiamo localizzare in qualche modo la sorgente. Quindi quel sismogramma ci dà un'informazione che elaborata permette di dire dove sta arrivando il terremoto. In particolare, registrando sopra la zona di Fadalto, ci siamo accorti che questi terremoti potevano venire solo da molto vicino, al più 2 km, ci sono delle incertezze sulla stima di queste distanze, però queste qui erano cose. Dal punto di vista energetico, quanto grandi sono questi terremoti? Ma sono terremoti molto piccoli, che continuo ad usare il termine terremoto perché abbiamo chiarito prima che stiamo parlando comunque di piccole rotture nella superficie, nella crosta terrestre, quindi a tutti gli effetti possiamo chiamarli dei microsismi, insomma. Quanto grandi? Molto piccoli. In magnitudo più o meno stiamo parlando di magnitudo inferiori a 1. Quindi siamo veramente come livello energetico molto basso. Di solito i terremoti che vengono percepiti dalla popolazione stiamo parlando di un magnitudo 3 all'incirca, quindi 2 gradi di magnitudo, quindi un salto molto grosso. E questo qui quindi è una prima caratterizzazione sismometrica di questi eventi. Ecco, qui un'informazione utile, le frequenze in gioco, ma è una cosa un po' di dettaglio. Andiamo pure avanti. Ecco, il primo passo, date le misure, possiamo finalmente renderci utili e andare a contarli questi eventi. Ecco, qui ho il dato aggiornato al 1° febbraio, in realtà ho l'aggiornamento a 2 giorni fa, quando abbiamo fatto l'ultimo rilievo, abbiamo contato circa 200 piccoli di queste piccole scosse. E sono tante, sono poche? Beh, intanto va specificato che sono 200, sono quelle che siamo riusciti a vedere, probabilmente ce ne sono di più piccole che abbiamo perso. In assoluto sono tante? Beh, nelle sequenze sismiche si parla anche di migliaia di microscosse al giorno, quindi in assoluto stiamo parlando di numeri molto piccoli. E alcuni di questi siamo andati a localizzarli. Ecco, questo qui è un dato che intanto si può mostrare e ci dice qualcosa. Per esempio, all'inizio, appena si è cominciato a osservare il fenomeno, ci si è chiesti, può essere indotto da un'attività umana? Ci sono delle regolarità come se c'è un'attività umana, tipicamente inizia alle 8 di mattina e finisce alle 5 del pomeriggio. Ecco, la figura di destra, vedete, c'è una distribuzione degli eventi nelle ore del giorno. Per esempio già questo semplice diagramma ci fa vedere che le scosse vengono quando vogliono, sono abbastanza casuali come accadimento. La figura di sinistra invece ci conta quanti terremoti abbiamo al giorno e possiamo vedere se un andamento di questi terremoti. Vedete, per esempio, in alto a destra, i 2 puntini più in alto sono le scosse di 2 giorni fa, che sono state, da quando sono iniziate le misure, le più energetiche e comunque, a livello come magnitudo, comunque molto basse, quindi stiamo parlando sempre di magnitudo molto piccolo. Andiamo avanti. Un altro contributo che possiamo dare è quello di dire, questo fenomeno come sta evolvendo, di più, di meno, più veloce e meno veloce. Ecco, nel grafico in sinistra abbiamo contato per esempio il numero di eventi, man mano, numero di eventi al giorno, quindi tasso di sismicità. Più la curva diventa orizzontale vuol dire sempre meno, vuol dire che la cosa sta rallentando. In effetti, fino a 2 giorni fa,
l'andamento era quello a un decremento. Poi c'è stata una piccola impennata che sono stati i 2 terremotini dell'8 febbraio. A sinistra vediamo la stessa cosa in termini di energia, anche lì fino a 2 giorni fa avevamo visto un andamento che si stava stabilizzando, quindi terremoti via via più deboli, e vedete una piccola impennata del coso. Quindi questo tipo di grafici, se fatti in maniera rapida, possono dare un supporto e dire stiamo andando in una situazione di allarme o non allarme, cosa. Sono dei piccoli contributi che con piccole elaborazioni vengono fuori dal dato sismometrico, quindi il primo contributo che possiamo dare è di questo tipo. E poi c'è il passo successivo di localizzare gli eventi. Ci sono tutta una serie di problemi nel localizzarli, perché comunque è un'area nuova, è comunque una sismicità che di solito non andiamo ad analizzare, perché stiamo parlando proprio del primo strato superficiale della crosta terrestre, quindi un po' di messa a punto, e ci stiamo ancora lavorando, quindi è un lavoro in via di raffinamento. Ecco, questa qua, ultime analisi che abbiamo concluso proprio questo pomeriggio, indicano un'area di massima da dove arrivano dove sono localizzate queste piccole scosse. Al momento abbiamo individuato una zona che sta grosso modo proprio a cavallo della sella del Fadalto. E questo qua è un risultato preliminare, non ci permette di dire adesso esattamente dove stanno i terremoti puntualmente, però ci aiuta a migliorare le modalità di misura. Già domani è prevista una ridefinizione uno spostamento di stazione per andarci a concentrare, a fare uno zoom sopra i terremoti di quell'area, ok? Quindi stiamo lavorando per passi successivi, un po' alla volta. I nuovi dati ci dicono dove andare a guardare meglio, e questa qui è un'indicazione, e domani già cercheremo di andare a fare lo zoom là dentro per cercare di dire qualcosa di più. Ecco, come supporto, stiamo sviluppando un po', cerchiamo di mettere in linea via via i dati che sono disponibili. Adesso abbiamo predisposto una pagina che fa vedere solo che stiamo misurando, un po' alla volta vorremmo riempirla con aggiornamenti su quello che abbiamo visto, un conteggio di eventi e una quantificazione dell'energia, quindi dare per quanto possibile un'indicazione accessibile più o meno a tutti che permetta di seguire l'evoluzione del fenomeno e di rimanere aggiornati, insomma. Questo qua sia per uso di protezione civile, per eventualmente attivare i livelli di allarme adeguati, sia per informazione della popolazione. Insomma, questo qui quindi è il contributo un po' che stiamo dando in questi giorni. Gli sviluppi sono allora ridefinizione della rete che partirà domani, e quindi rielaborazione di tutti i dati che abbiamo fin qui acquisiti per cercare di dare una risposta puntuale. Vuol dire arrivare a spiegare il fenomeno questo? No, è un contributo. Ci sono già alcuni elementi che già anticipati prima che inquadrano meglio il fenomeno. Intanto si tratta di una sismicità molto superficiale. Stiamo parlando della fascia dei primi 400-500 metri, ok? Quindi sapendo che i terremoti più forti, i terremoti distruttivi si verificano a 10-15 km di profondità, vuol dire che stiamo ben distante da quell'area là. Un'altra considerazione che facciamo: possiamo seguire l'evoluzione dei terremoti. È vero, possono partire dall'alto e arrivare dal basso. Dalle analisi che abbiamo fatto in questo periodo invece abbiamo visto che i terremoti sono stabilizzati lì, stanno qui lì in quel punto e non hanno voglia di muoversi. Bene, è una buona indicazione secondo me. E quindi sono contributi che non spiegano in toto il fenomeno, però cercano permettono di inquadrarlo e di inserire in un certo contesto. Quindi delimitare la zona di azione, abbiamo delimitato un'area, e delimitare una profondità, e quindi fare ipotesi sull'evoluzione di questo fenomeno. A quanto abbiamo osservato fino adesso è un fenomeno stabilizzato che si presenta più o meno sempre con queste caratteristiche e non vuole muoversi da là. Quindi se non altro abbiamo individuato e ci dice andiamo a studiare in dettaglio quella zona in quel contesto. Questo qua è il contributo sismometrico che abbiamo fino adesso. Grazie. Allora, siccome come avete ben capito tutto il sistema ha cercato di indagare da più punti di vista, dal punto di vista dell'assetto generale dell'area, dei problemi che ci possono essere, dei fenomeni connessi,
Poi dal punto di vista delle misure, che adesso iniziano in una seconda fase a essere ancora più sofisticate e mirate. Non poteva mancare in questo contesto l'altro aspetto che è importantissimo e che è quello, diciamo, effettuato questo sempre a livello istituzionale di fatto, dell'osservazione diretta sul territorio di determinati fenomeni. E quindi due parole al comandante della stazione locale del Corpo Forestale dello Stato, perché anche questo aspetto, cioè il fatto di poter vedere, diciamo, de visu i problemi, doveva essere esplorato. Intanto buonasera a tutti, mi chiamo Paganin. Volevo solo fare una piccola premessa, volevo dirvi che sono 27 anni che sono, seppur provenendo dall'Altopiano dell'Asiago, sono 27 anni che sono in Vittorio, mi sento quasi più vittoriese, anzi senza dubbio più vittoriese che vicentino. Era una premessa che volevo farvi perché noi in questi giorni abbiamo girato veramente in lungo e in largo la Valle Pisina e senza falsa modestia penso che proprio per il mio tipo di lavoro la conosco forse meglio di voi. Quando siamo venuti a conoscenza di questo problema abbiamo cominciato da subito a monitorare la valle sia del versante Vicentin che del versante Pizzocchi, diciamo così. Poi abbiamo avuto delle indicazioni un po' più precise da parte dei geologi e quindi ci siamo focalizzati, abbiamo diviso la valle in varie sezioni e le stiamo proprio in modo capillare controllando una per una, verificando eventuali piccoli movimenti di terra, piccole voragini che si aprono, piccole fessure. Ecco, il mio intervento ad oggi vi posso garantire che per quello che abbiamo fatto, per come l'abbiamo cercato, con l'intensità, la scrupolosità, anche quella morna, nel senso di dire quasi vittoriese, l'ho cercato e per il momento non abbiamo trovato nessuno. Ecco, questo magari, purtroppo, la storia magari domani mi smentirà, però ad oggi, come ad oggi, non abbiamo rilevato niente di preoccupante e continuiamo tutti i giorni, l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo faremo in futuro, continueremo a monitorare la zona per eventuare dare qualche segnale ai geologi o ai tecnici di eventuali anomalie che riscontriamo sul terreno. Ecco, questa è la mia presenza e il mio intervento per questa sera. Grazie. Allora, ti ha anche raggiunto l'assessore alla protezione civile della Regione del Veneto, che poi diciamo, concluderà assieme alla componente delle istituzioni gli interventi di questa serata, eventualmente dopo un'eventuale richiesta di chiarimenti da parte della cittadinanza. Vorrei passare la parola al comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, che ha seguito assieme ai suoi anche colleghi, quindi Belluno, ma lui riassume un po' in maniera più, come dire, complessiva le tematiche, facendo anche presente che in questa serata abbiamo qui ovviamente anche tutti gli altri componenti del sistema di protezione civile da un punto di vista di Forze Armate ed Esercito, che vogliono significare fondamentalmente che il presidio di controllo sugli ambiti di competenza è stato esercitato in modo, come dire, puntuale, corretto, esemplare da parte, diciamo, delle componenti attive del sistema. Prego. Buonasera a tutti. Ho ascoltato con grande attenzione quanto stato detto poc'anzi, a testimonianza di un impegno costante e continuo del sistema di protezione civile a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, intercomunale e comunale. È stata effettuata un'importante analisi storica della problematica, analisi storica che trae origine da eventi reali e questo ci conforta. È stata effettuata e si sta continuando ad effettuare un'analisi del problema sotto il profilo squisitamente tecnico-scientifico, ovvero geologico-sismologico. E ci è stato detto che da sopralluoghi, da passaggi diretti sopra la zona interessata, non sono state notate evidenze superficiali
connesse a fenomeni di natura carsica. La comunità scientifica, qui rappresentata ai massimi livelli, si sta prodigando con tutti gli strumenti a disposizione per non lasciare nulla al caso. E tutto questo fa parte dell'attività tipica di protezione civile che prende il nome attività di previsione. Ma andiamo avanti. Analizziamo l'attività di prevenzione, perché le istituzioni stanno puntando la lente di ingrandimento anche in questa importante attività, tipica peraltro dalla legge 225, che è di prevenzione dell'evento, qualunque esso sia. E in questo caso è stato istituito un Intercoc, chiamiamolo così, l'acronimo di Centro Operativo Comunale, che ha la funzione dominante di garantire in questa fase un'attività di assistenza che si esplica nell'attività di informazione in modo unificato. È garantita da tutte le forze del sistema di protezione civile, che siano statuali, enti, istituzioni locali e organismi di volontariato, il presidio del territorio con azione specifica di vigilanza. Ne testimonia anche quanto ha detto l'appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Chi meglio di loro conoscono la montagna, che la battono palmo dopo palmo? Io a Nove ho una mia sede distaccata dei Vigili del Fuoco e anche loro si sono attivati a ricevere, a vigilare, a segnalare qualunque situazione che possa essere degna di segnalazione. Quindi ci si sta muovendo in tutte le direzioni, dall'attività di previsione all'attività di prevenzione. Ma l'azione di monitoraggio è stata intensificata, vero ingegnere? L'azione di monitoraggio è stata intensificata, ma sarà potenziata per avere conoscenza di quello che potrebbe essere la causa di questo fenomeno acustico in modo attendibile. Quindi siamo presenti con tutte le componenti sul campo per garantire quel bene supremo che è l'incolumità pubblica. Io per il momento non ho altro da dire e lascio la parola al rappresentante della Regione per quanto attiene la protezione civile sotto profilo squisitamente tecnico. Perfetto, allora io direi, se il Sindaco è d'accordo, innanzitutto volevo significare che qui stasera con noi è presente anche l'organo centrale che segue gli aspetti della provincia di Treviso, e comunque c'è anche la prefettura della provincia di Belluno che segue gli aspetti a livello provinciale. Abbiamo qui la rappresentante della provincia di Treviso che vuol dire due parole, poi passiamo la parola all'assessore. Volevo portare innanzitutto i saluti del prefetto di Treviso alla cittadinanza di Vittorio Veneto che è qui riunita e significare questo, che da parte del prefetto di Treviso e di tutta la struttura della prefettura, quindi da me che mi occupo di protezione civile ma anche da parte di tutti i colleghi, c'è la massima attenzione a questa situazione, la stiamo seguendo con grande partecipazione. Abbiamo sentito
visto che i tecnici sono all'opera, che il lavoro che hanno preparato, che stanno portando avanti è un lavoro significativo, importante. Ci aspettiamo da loro ulteriori indicazioni, ulteriori risposte e siamo naturalmente sempre pronti a affiancare il Comune di Vittorio Veneto e qualsiasi altro comune debba avere bisogno di un apporto da parte del prefetto come autorità provinciale di protezione civile. Siamo pronti a assicurare il nostro aiuto e il nostro supporto. La Regione sta conducendo al meglio questa opera di coordinamento, visto che abbiamo 2 comuni appartenenti a 2 province, quindi stiamo lavorando. Le forze dell'ordine che il prefetto ha attivato da subito danno a noi anche il polso della situazione giorno per giorno, momento per momento. Vi posso assicurare che da parte della prefettura di Treviso c'è il massimo interesse, la massima attenzione a questa situazione e siamo pronti a intervenire laddove il nostro apporto sia richiesto. Lo abbiamo fatto quando c'è stata l'emergenza per Motta recentemente e speriamo che non di doverci muovere per Vittorio, ma intanto seguiamo la situazione. E ringraziamo comunque gli esperti che stanno portando avanti questo lavoro così attento e così mirato. Io avrei finito e vi passo la parola. Solo per ripassare il microfono all'assessore regionale che aveva un altro impegno prima e poi è qui con noi, insomma, il consiglio. Eravamo in consiglio. Buonasera, grazie al sindaco D'Arè che ci ha ospitato. Noi ci stiamo sentendo ogni giorno col presidente Zaia e con tutte le autorità, proprio perché la politica poi deve comunque prendere delle decisioni, in attesa che ci sia anche una univoca voce per quanto riguarda tutti i tecnici dal punto di vista scientifico, ammesso che ci siano anche poteri divinatori, perché ovviamente determinate cose non è che ci sia la sfera di cristallo e quindi c'è sempre l'improbabilità di cosa possa succedere alla fine, nonostante tutti i lavori della scienza. Questo però ci deve mettere in condizione, e la Regione lo sta facendo in tutti i modi, di mettere a disposizione tutto quello che è l'aspetto tecnico e tecnologico per avere il più possibile certezze. Nei prossimi giorni, o non so se lo faranno già domani o lunedì, faremo fare anche delle fotogrammetrie aeree proprio per escludere totalmente, come diceva anche l'amico dei Vigili del Fuoco, la possibilità di frane da parte dei versanti montuosi. L'unica questione che può rimanere in piedi, sulle quali noi possiamo dare delle risposte a una qualsiasi ipotesi di evento, è appunto quello che dicevano anche prima i tecnici, anche se non va considerata, il fatto del possibile, impossibile evento sismico. Da questo punto di vista, visto che comunque dobbiamo starcene sufficientemente tranquilli, cosa può fare la Regione e cosa può fare in questo caso la Protezione Civile, ed è il motivo per cui sono qua, ed è il motivo per cui con l'ingegner Tonnellato, con tutte le forze dell'ordine e i rispettivi comuni delle 2 province stiamo cercando di attuare, ma soprattutto che dovremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, informare in caso di questo possibile evento. Cosa dobbiamo fare ognuno di noi in questa ipotesi, ammesso e non concesso che ci sia, ma siccome è concesso che non ci sia, comunque dobbiamo imparare come i buoni giapponesi, che comunque imparano a essere informati ed essere pronti a qualsiasi evento ci possa essere. Ed è questo quello che noi dovremmo fare nelle prossime settimane, cioè imparare a utilizzare attraverso la Protezione Civile tutti i messaggi possibili in caso di un evento. L'unico evento che possiamo presupporre che potrebbe, anche se
e una posizione remota a esserci è quello sismico, per cui almeno prepariamoci, se succede questo, cosa possiamo fare tutti assieme. Questo ovviamente per essere preventivi, dopodiché contiamo tutti che non serve a niente e quindi è una cosa che comunque abbiamo fatto e ci ha permesso comunque di crescere. Teniamo conto che la protezione civile arriva da un anno fatto all'Aquila con l'emergenza che c'è stata col terremoto, quindi ha tutta l'esperienza acquisita dei 9.000 volontari che sono stati giù all'Aquila a dare una mano ai nostri amici umbri, e quindi ormai come sistema di protezione civile abbiamo acquisito tutta l'esperienza per sapere come svolgere tutto questo mandato. Per cui il messaggio che noi vogliamo darvi è quello di essere tranquilli, ma nella preoccupazione, visto che non abbiamo ancora una risposta precisa dalla scienza di cosa potrebbe essere, è bene che noi preventivamente ci mettiamo a disposizione per fare quello che può essere una delle ipotesi. Per cui credo che sarà opportuno, perché il Presidente Zaia ci tiene, che ci siano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, delle esercitazioni sulle varie ipotesi possibili di qualsiasi tipo di evento possa essere anche in questo territorio, e quindi siamo tutti più consapevoli di saper affrontare qualora ci fosse un'emergenza. Ricordiamoci che comunque ovviamente noi staremo sempre a quello che ci dirà e che ci dice la scienza, cioè i nostri tecnici, però crediamo che comunque da parte della politica ci sia comunque l'esigenza di dare delle risposte di tranquillità ai cittadini, e la risposta che noi vogliamo dare è quella di essere sereni, nel senso di saper affrontare l'evenienza che ci può essere. Per cui a disposizione attraverso l'ingegner Tonnellato e il coordinamento con l'amico sindaco Toni Darè, col presidente della provincia, visto che sono i due responsabili della protezione civile del territorio, insieme anche al sindaco di Farra, in modo che possiamo dare certezze e risposte di tranquillità ai nostri cittadini di questo territorio. Grazie. Parlerò un attimo del radon, tanto perché è un tema così, diciamo, all'ordine del giorno, un tema sul quale vale la pena di soffermarsi. Vabbè, intanto di che cosa si tratta? È un gas, lo sapete, o forse qualcuno non lo sa, comunque, che si sviluppa, diciamo così, dai componenti da radio che è contenuto dentro alle rocce, e l'uranio anche comunque fa parte di alcuni, diciamo, elementi radioattivi che sono sempre contenuti dentro le rocce, e si libera questo gas. Questo gas si forma dappertutto, ci sono delle rocce che ne producono una quantità maggiore, altre minore, normalmente resta dove viene prodotto perché la roccia non è molto permeabile al gas. In certe situazioni, ovviamente, quando invece c'è una certa permeabilità del terreno e degli ammassi, questo gas si mette in movimento, fluisce e può arrivare in superficie. Voi sapete che è un problema per le abitazioni, è un problema di tipo sanitario, e in Svizzera, per esempio, sono avanzatissimi proprio nella cura, sia in fase di ristrutturazione che di rilascio del permesso edilizio, proprio per andare a misurare quella che è la percentuale di gas che si sviluppa dal terreno e che riesce a penetrare dentro le abitazioni. Si è fatto molto anche da noi in questo senso, e questo è l'aspetto sanitario. Questo gas però fluisce normalmente dal terreno e in molte situazioni ha delle oscillazioni nella possibilità di manifestarsi in superficie. Queste oscillazioni possono essere dovute da un'infinità di cause, sono quelle stagionali, sono i movimenti delle acque sotterranee, sono tante altre cose. La scienza ha cominciato a
vedere se poteva esserci una relazione tra le concentrazioni del radon che si sviluppa dal terreno e i movimenti crostali che possono o non possono accompagnare le fasi nei quali i terremoti cominciano, come si dice, a caricarsi, cioè quando ci sono le tensioni che si accumulano. La roccia comincia a fratturarsi, il gas ha più facilità di liberarsi, si possono avere dei picchi. Su questo è stata fatta moltissima sperimentazione e la sperimentazione continua. Ci sono state installate reti di centraline. Giuliani, per esempio, nella sua attività ha installato diversi sensori, sono dei scintillometri, sono delle apparecchiature che misurano il decadimento di questo gas, e mettendo in relazione diverse registrazioni ha creduto di poter vedere, azzardare delle previsioni. Attualmente, pur se può succedere che ci siano variazioni significative nelle fasi che precedono le scosse, non c'è purtroppo alcuna relazione di tipo deterministico. In poche parole, può succedere, non può succedere, non si sa dove, non si sa quando, può esserci un terremoto senza emissione di gas, può esserci con emissione di gas. Il problema, la grande discussione che c'è stata nel caso di L'Aquila, ma dopo porterò anche un'altra esperienza precedente che abbiamo vissuto in prima persona noi come Regione, è stata quella appunto di dire sì, continuiamo a fare osservazioni, ma per esempio in America, che avevano piantato una rete del genere di misura lungo la faglia di Sant'Andrea, dove si attende il Big One, San Francisco eccetera, poi questa linea di ricerca è stata abbandonata proprio per la sua difficoltà a dare una risposta di tipo deterministico, cioè può dire misuro qualcosa e quel qualcosa è significativo. Infatti se qualcuno quando eravamo giù all'Aquila per il dopo terremoto, a un certo punto c'è stata l'evacuazione delle tendopoli sostanzialmente. Perché anche se non si poteva dire, perché c'era la magistratura, c'era tutto quanto, era arrivato un tam tam che c'era stato un innalzamento dei livelli di radon, detto o non detto, attraverso i blog, attraverso internet, insomma, era attesa una cosa che poi non si è assolutamente verificata. Quindi c'è una realtà fisica che è ancora imprendibile, questa è la realtà delle cose. Noi abbiamo avuto come Regione una brutta esperienza, nel senso che siamo stati in contatto, proprio chi lavorava nel mio servizio qualche anno fa, con un gruppo di sismologi russi che aveva affrontato questa linea di ricerca in maniera molto sostenuta, insomma avevano qualche problema di computer a quell'epoca, però insomma ci dedicavano moltissimo e avevano cominciato a fare tutte le loro correlazioni tra i possibili valori di radon e anche di altri gas, perché il radon non è l'unico gas che può liberarsi in queste situazioni, e lo svilupparsi dei terremoti. Erano armeni, fatalità, proprio mentre facevano quelle indagini c'è stato il terribile terremoto dell'Armenia, e proprio dove avevano il loro centro di ricerca. Quindi questo non vuol dire che la ricerca sia inutile, ma la strada è ancora lunga sicuramente da questa. Quindi tutte le valutazioni che sono state fatte, che vengono fatte, che si leggono ancora sui giornali, eccetera, si scontrano con la realtà oggettiva, che non stiamo parlando di una stregoneria, di un qualcosa che può o non può essere visto, non siamo a livello della rabdomanzia, voglio dire, è un qualcosa che ha un suo fondamento fisico di principio, però non c'è ancora nessun nesso che ci permetta di poter fare delle previsioni in questo senso. Ci sono altri elementi che sono stati valutati, voi sapete anche in Cina sono state fatte una sorta di, correvano gli anni '80, di controllo popolare su tutte le manifestazioni, quindi si controllavano in tutti i villaggi i livelli dei pozzi, e c'è stato, si diceva, anche la previsione di un terremoto
Peccato che poi la realtà fosse che quel terremoto era stato preceduto, quello sì, da una serie infinita di scosse precedenti, per cui nessuno dormiva più in casa, ma questo poi non lo diceva nessuno, l'ha detto Barberi quando dopo è andato a esaminare e a vedere bene come stavano le carte. Quindi quel successo in realtà era un successo che dal punto di vista scientifico non è che fosse proprio così. Pochi anni dopo ci fu un terribile terremoto che assolutamente non fu previsto. Quindi tutti questi sistemi, cioè il terremoto e la comunità scientifica, oggi come oggi, lo classifica ancora come un fenomeno che non è prevedibile dal punto di vista statistico. Ci possono essere appunto situazioni nelle quali si possono fare delle speculazioni, però al momento l'unica prevenzione nei riguardi del terremoto è, non è l'unica, però ve lo dico anche l'altra, comunque è chiaramente il buon costruire, il costruire secondo le norme sismiche, il ristrutturare secondo le norme sismiche. Qui rispondo alla domanda che è stata fatta dopo, perché ci sono le leggi, come no, devono essere le ristrutturazioni, le case che hanno subito ristrutturazioni devono aver rispettato le norme sismiche e questo deve essere certificato. Beh, questo fa parte chiaramente del progettista, di chi ha fatto i lavori, adesso su questo poi dopo. Ecco. E poi naturalmente l'altro campo naturalmente è la preparazione dal punto di vista della protezione civile e la presa di coscienza che la realtà italiana è quella che è descritta dalle mappe, dalla cartografia ufficiale e dalle osservazioni che vengono fatte. Vorrei cogliere l'occasione, visto che si è parlato di procurato allarme di antisismica, per dare e per ribadire quello che ho detto prima, e lo ringrazio chi ha parlato di procurato allarme. È ovvio che se, come diceva i tecnici, non siamo in grado di sapere se può venire o non venire ad esempio il sisma, dobbiamo però prepararci anche a questa ipotesi. E ovviamente se diciamo che viene il sisma possiamo essere denunciati di procurato allarme se poi non succede, e come viceversa essere denunciati magari dopo perché non lo abbiamo detto. Purtroppo c'è tutta questa possibilità. Però proprio per evitare qualsiasi dubbio, ovviamente non vogliamo procurare allarme, però vogliamo informare. E il Presidente Zaia ci tiene in modo particolare che tutti noi cittadini di quest'area, in questo caso, ma sarà un'azione che faremo in tutto il Veneto, siamo informati nell'ipotesi sismica di cosa fare, come comportarsi, dove andare, cioè conoscere tutti come cittadini i due piani di protezione civile dei due comuni, di come verranno svolti, di cosa succederà, ma di più anche sapere, nel caso che succeda qualcosa, come comportarsi. Dopodiché ci sarà ovviamente tutto il sistema che si muove, però sapere cosa succederà tutti assieme è bene saperlo, perché tra l'altro io ero l'altro ieri a Roma all'UNESCO, organismo internazionale, a parlare appunto del problema della sismica, non per il vostro caso, ma visto che il problema della sismica riguarda tutto il bacino del Mediterraneo e l'Italia, insomma, di terremoti ne ha conosciuti diversi, nell'aspetto dei beni culturali in quel caso, perché bisogna anche preservare il nostro patrimonio. E qui va appunto anche all'altro ragionamento che diceva l'altro signore sull'antisismica. Le norme a tutti i livelli, che sia nazionale fino ai comuni, sull'antisismica ormai è un percorso che è iniziato dopo il terremoto del Friuli nel 78 e da lì a ogni sisma, Irpinia, Molise, Abruzzo, ci sono state norme sempre più rigide nelle costruzioni. È ovvio che poi sta anche alla fiducia che devono avere le amministrazioni nei confronti di chi costruisce le case. Non è che si possa poi andare a vedere dentro se quello che hanno dichiarato ha messo il ferro, il cemento o farina, ovviamente da quel punto di vista. Però ecco, è per rispondere al fatto che dal punto di vista delle norme, adesso in questi giorni stiamo chiudendo col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con la conferenza Stato-Regioni un inasprimento ulteriore nelle costruzioni. È ovvio che avranno
costi in più i cittadini che si costruiscano le case, però ci piaccia o non ci piaccia, dalle Alpi alla Sicilia abbiamo tutto il paese, tutta la nazione che è a rischio sismico e quindi sempre più obblighiamo a costruire in modo rigidamente antisismico, che è una delle poche prevenzioni che possiamo fare sull'antisismica. È ovvio che se uno acquista una casa che ha più di 20 anni è un po' difficile che avesse norme precise sull'antisismica. È vero però che se la compra e la ristruttura ovviamente scattano le normative e quindi tutti gli obblighi dell'antisismica. Per cui io chiudo quindi, nelle prossime settimane sarà importante fare tutti assieme diligentemente, e sarà molto utile comunque, anche se non magari poi per il futuro non servirà a nulla, ma servirà comunque per una crescita personale, fare delle esercitazioni nel territorio anche insieme ai cittadini di protezione civile. Benissimo. Per dare un ulteriore dato, l'intervento del sindaco di Fara dal Pago e poi l'intervento del sindaco di Vittorio Veneto, volevo dirvi una cosa, che i due COC, il COC intercomunale dei due comuni sta già facendo un'altra cosa importantissima, seguendo il ragionamento che adesso ha appena fatto l'assessore, sta unificando eventualmente i piani di gestione di prevenzione e protezione civile, per cui anche questo è un grande passaggio attivo. Ma io vorrei informare ma anche rassicurare tutti i cittadini che i piani di protezione civile, sia quello del comune di Fara che quello di Vittorio Veneto, sono pronti, quindi attuibili. Un'altra cosa che io vorrei informare anche la cittadinanza, che se ci sono delle richieste, delle informazioni o dei chiarimenti siamo a vostra disposizione. Grazie Sindaco. È doveroso un grazie naturalmente alla Regione Veneto, un grazie all'assessore Daniele Stival per competenza, un grazie ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, al nostro caro Esercito, all'ANAS, naturalmente i tecnici della Regione che sono stati con noi e hanno illustrato in maniera molto chiara cosa sta succedendo, naturalmente la Protezione Civile, naturalmente i Vigili del Fuoco della provincia di Treviso, la Prefettura, il Presidente della provincia di Belluno Giampaolo Bottacin, il rappresentante il comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, la Forestale, l'Enel, perché anche l'Enel diciamo, in tutta questa tornata era stata così citata, perché come ben sappiamo nell'area esiste l'autostrada, esiste la ferrovia, esiste la statale 51, ma esistono anche delle centrali di produzione molto molto importanti, ma abbiamo capito che da cosa questi fenomeni sono provocati. Un grazie a tutti voi per l'attenzione e naturalmente sempre a disposizione per dei chiarimenti con voi. Io spero che questa serata sia stata utile per capire, ma soprattutto sia una serata anche conclusiva, perché vogliamo e vorremmo tutti quanti che questi fenomeni non andassero a scomparire, anche per la tranquillità e la serenità della nostra gente. Grazie a tutti per la vostra attenzione.